Amiche ed amici della Lega Calcio 8, benvenuti alla Stella Azzurra, la 19ª giornata di Serie A, e ci sono in palio punti pesanti per la lotta playoff e per la lotta playout. Si affrontano infatti Lazio Calcio 8 e Ragnatela Pub. Morezzi, lancio lungo col sinistro a cercare Cardinali sull'out di destra. Cardinali va sul fondo, 1 contro 1, palla raso terra e mezzo e Paresce, lasciato colpevolmente solo dalla difesa biancoceleste, va a realizzare l'1-0, gol facile per il Bomber. Ancora Cardinali sull'out di destra, si appoggia indietro a Tombesi, Tombesi si accentra, va col sinistro, traversa. Placido stavolta sull'out di sinistra, attacca la Ragnatela, palla in mezzo, Paresce, si appoggia ancora Tombesi, ancora traversa. Attenzione per i biancocelesti che provano a affacciarsi davanti. Bastriani raso terra e Cardinali devia sul proprio palo. Rimessa laterale per la Lazio in zona d'attacco, palla a Rizzo, mette dentro violentemente e Striani col destro va a insaccare la palla sotto al 7, 1 pari della Lazio, che reazione! Attacca ancora la Lazio, sempre sull'out di sinistra, palla dentro per Fagioli, la spizza di testa, Striani e Ripani, che parata! Bettinelli, stavolta sull'out di destra prova ad attaccare la Lazio, Bettinelli tutto da solo, è chiuso, se ne va tra due, va di sinistro, la palla è ribattuta, ancora Bettinelli, si appoggia a Midolo che col sinistro trova un gol fantastico, anche lui sotto al 7, stavolta quello sinistro, ed è 2-1 della Lazio. Punizione per la Ragnatela che ora deve reagire, va Paresce da centrocampo, va col giro di destro, Mastro Pietro leva la palla dall'angolino, ancora la Ragnatela che ora cerca il gol del pari. Palla lunga a cercare Tombesi, Tombesi evita Mastro Pietro e Ballanti di testa, salva. Paresce, stoppa di petto, si appoggia a Tombesi che pensa al tiro, appoggia di sinistro a Paresce che col giro di destro trafigge Mastro Pietro che resta immobile. Grandissimo tiro del Bomber della Ragnatela, 2 pari. Morezzi, ora la Ragnatela attacca a pieno organico, si porta al centro Morezzi, vede Tombesi, Tombesi dentro di prima, Paresce è da solo e va a siglare la propria tripletta che vale il 3-2 contro sorpasso Ragnatela. Rizzo gestisce di testa, prova a far ripartire la Lazio, intercetta Cardinali, va a calciare di destro e sorprende Mastro Pietro che questa volta si muove con forse un po' di ritardo. 4-2 di Cardinali, ora la Ragnatela prova a scappare. Ballanti si destreggia tra due, l'arbitro fischia il fallo. Bastriani col sinistro da lontanissimo, la palla rimbalza in aria e finisce in rete. Sorpreso questa volta Ripani dal rimbalzo in aria del pallone. 4-3, la Lazio si riavvicina. Palla lunga della Lazio che cerca il gol del pareggio. Lana prova a proteggere ma l'arbitro fischia fallo, punizione dal limite. Bettinelli col sinistro, un tiro potentissimo sotto la traversa, l'ha praticamente distrutta. 4 pari della Lazio, che cuore. Ancora in attacco la Lazio che cerca il gol del vantaggio, ma l'arbitro fischia la fine di questa strepitosa partita della Stella Azzurra. 4 pari tra Lazio Calcio 8 e Ragnatela, un match che ha visto alternarsi le due squadre al comando e il pareggio alla fine sembra il risultato più giusto. No, il risultato è giustissimo, anche perché noi abbiamo giocato molto leggeri, pensando comunque di portarcela da casa. In realtà invece loro sono una bella squadra, sono cresciuti, hanno giusto forse una defezione nel capitano, però per il resto sono una bellissima squadra. In altri tempi questa partita l'avremmo persa, stiamo 2-1, non l'abbiamo chiusa, come sempre ci capita. E siamo andati sotto 2 gol e ci siamo rimessi lì piano piano a giocare e abbiamo pareggiato, alla fine abbiamo rischiato di vincere. Comunque così ci salviamo, quando siamo pure al completo siamo un'altra squadra, non c'è niente da fare.